Abbiamo scelto di dedicare questa serie a Natalia Ginzburg perché siamo a Torino, la sua città. Un omaggio quindi a lei, ma un omaggio anche alla città, ai tanti che ancora la amano e che stasera sentiranno qua risuonare le sue parole. Forse Dio ha gli occhiali neri, una sciarpa di seta, due volpini al guinzaglio, forse ha le ghette, sta seduto in un angolo, non dice parola, forse ha i capelli tinti, ha una radio a transistor e si abbronza le gambe sul tetto d'un grattacielo, non possiamo sapere. I testi sono stati un po' obbligatori, lessico familiare innanzitutto, il libro che più l'ha reso famosa. Quando io dissi a mia madre che avrei lasciato Torino e sarei venuta a stare a Roma, mia madre ne ebbe un grande dispiacere. «Mi porti via i miei bambini», disse. «Ma guarda che cagna che sei, me li manderò in giro senza bottoni, col culo di fuori». Quella di Natalia Ginzburg è una voce che prova se stessa, che si mette alla prova, è una cosa molto congeniale, direi, a chi fa teatro, a chi fa cinema, a chi usa la parola come strumento di lavoro. Aveva un golfone nero con dei bordi di camoscio, anche neri, un golfone bellissimo. Io credo che per prima cosa mi sono innamorata di quel golfone. E poi mi sono innamorata di lui. Si chiamava Manolo. E la Elena mi diceva, do di innamorarti di quello lì, mi piace, così nero, sembra il Cavaliere Nero. E io dicevo, chi è il Cavaliere Nero? E lei diceva, non lo so. Sperimenta per l'appunto molti generi di espressione, molti generi di voce, molti generi di scrittura. Se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: «Non fate sbrodeghezzi, non fate potacci! Voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi». Con questo progetto inauguriamo un meraviglioso auditorium dove recitare a voce alta ha un senso importante, un auditorium aperto a tutta la città. Si ricordi che coi calzoni non si portano i tacchi alti e si ricordi che farsi fare quei calzoni di quel colore è stata proprio una cattivissima idea. Lei non ha nessuno stile. Il suo lascito è quello di una scrittura molto moderna. E io gli ho detto: sposami, perché se non mi sposi tu chi mi sposa? E lui ha detto, è vero, e mi ha sposata. E allo stesso tempo è anche quello di un grande impegno intellettuale e morale. Per quanto riguarda l'educazione dei figli, penso che si debbano insegnar loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro, non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo, non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere.